passion's just physical. We stay. You analyze everyone you meet, but get no sign. Loving kind. Every night you admit defeat and cry yourself blind. If you can't wake up in the morning, 'cause your bed lies vacant at night. If you're lost, hurt, tired or lonely, can't control it, try as you might. May your thought that love never leave you. May you find it by the end of the day. You won't be lost, hurt, tired and lonely. Something beautiful will come your way. The DJ said on the radio, life should be stereo each day. Feel the best to cast the unsuitable instead of some kind of beautiful. You just couldn't wait. All your friends think you're satisfied, but they can't see your soul. No, no, no. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Allora, questa sera, parole povere, ci siamo decisi 10 minuti fa, quindi è una leggera improvvisata questa. Allora, per chi non conosce questo gioco, questo è un titolo uscito un paio di anni fa, verso il 2020 se non vado errato, 2019-2020, perché io già l'ho finito in parte e i miei ultimi salvataggi risalgono
per la modalità sopravvivenza, che è una modalità sandbox dove ci si può un pochettino divertire, il 4 maggio 2020. Quindi, bando alle ciance, che cos'è Wii Happy Few? Lo scopriamo subito. Giochiamo a normale perché comunque è abbastanza anche impegnativo come titolo, e adesso ve ne renderete conto anche voi. Abbiamo a normale. Inizia. Non ancora. Dobbiamo aspettare. Allora, capitolo 1, Arthur. Le persone felici non hanno passato. Premi spazio per continuare. Voglio solo accertare. Allora, noi lavoriamo qui. Allora, noi siamo dei censuratori, quindi noi vediamo gli articoli e vediamo quelli che devono essere approvati e quelli che devono essere cancellati. Quindi ogni ora che vince gara di giardinaggio va avanti. Non si nuota nel heavens, fiume. no. No. Questo qui non esiste più. Adesso. Oh, attenzione. Oh, God. It is very dangerous to put your hands outside the windows of the train. Arthur, where are you? Arthur! Where did you go? Arthur! Arthur! I should just take my joy, shouldn't I? Allora, Gianmarco, già c'è una scelta da fare. Allora, questo già cambia sicuramente un bel po'. Allora, io nel frattempo switch mi faccio un paio di controlli, così sono tranquillo. Prego, prego, vadi pure. Allora, se sono due scelte appunto che porteranno a due percorsi diversi, io Sì. voglio vedere la cosa tra virgolette canon, quindi cioè canon credo, Allora, quindi non la prenderei per vedere che Sottotitoli devono cosa attivati, succede ok. poi. ricorda o prendi la gioia? Ricorda. Vabbè. Percy! Percy! Arthur, where are you? Scusatemi, è sparita la chat, perdonatemi. Mi sembra più avanti, non in questa cutscene qua, per questo stavo controllando prima. What have you been up to? No one's seen you for hours. Oh, Si sono staccati i sottotitoli perché c'erano, aspetta. Allora. Comando di gioco è HUD. Audio. No, ma c'erano comunque opzioni di lingua, aspetta, eccoli qua. Ecco qua, non posso. nose to the grindstone, you know. Then why haven't I heard a single whoosh through the door since 10 o'clock? Did you forget we're having Deirdre's birthday party? Oh. We've got a piñata. Right, brilliant. Of course. Have you forgotten your joy? Of course not. Snug as a bug on a drug. Well, come on then, finish up. Just have a few more pages. I know you're very busy. Then don't take too long to finish. Allora, Aha! The power cell's empty. caricato. Well, what will you do? I'll get a new one. Allora, ne dobbiamo prendere uno nuovo. Allora, questa è la cittadina fuori. È Londra, praticamente Londra. Allora, prendiamo una cella. I love what you've done with your office. It's so... There is now a Prego, puoi curfew andare in giù effect con tonight. più calma. Any civilian on the street What are we going to do, Fuori Arthur? c'è un po' We're brothers. We'll look out for each other. That's what we'll do.
Loro stavano prendendo dei rottami. Controlline solidità. 50 30 ma ricordo. Un premio per aver raccolto E lui i tigri. si è ricordato di suo fratello, però non ricorda cosa è successo. Si è ricordato di avere un fratello, all'improvviso, oh ma io ho un fratello, aspetta. Quindi noi questo documento vogliamo portare avanti la verità o lo vogliamo No, ecco, censurare? Io qui vorrei fare run, portiamo a galla tutto. Ok, quindi accetta il A documento. happy society is built on a happy past. Well, Nuova notizia. I expect you in the conference room presently. Don't dawdle. You don't want to miss the pinata. Registrazioni. Wasn't Prudence supposed to be coming back today? I made her a welcome back card. Tutti i bambini al di sotto di 13 anni per il 22 luglio devono essere registrati alle autorità. Il generale ha dichiarato che c'è un termine massimo per le registrazioni. Oi Gabri, bonsoir, con piacere, con piacere. È identificativo. Essendo che questo è una roba di governo nostro, se ci dobbiamo andare contro, io lo rifiuterei questo documento e non farei arrivare la notizia che devono essere registrati i bambini. Più che altro noi vediamo, no, più che altro devi far conto di una cosa, è il 60 e qualcosa, questo documento è del 47. Questa è una cosa successa una quindicina, 20 anni fa. Che senso ha passare adesso? Mi si sente un po' basso. Adesso ho avvicinato un po' il microfono, c'ho pure un po' la voce che si è sfanculata stasera. Questo è successo molto tempo prima. C'è stato un motivo per cui tutti i cittadini di Wellington sono stati costretti, penso comunque dai genitori o quant'altro, a essere registrati. Lo abbiamo appena iniziato, Gabri, quindi sto facendo anche capire a Gianmarco un attimino per la trama e tutto. Noi ci siamo svegliati, attivati, abbiamo iniziato nella stanza del nostro protagonista Arthur. Ha trovato un documento dove all'improvviso per magia si è ricordato che lui aveva un fratello. Oh, I think not. E la cosa suona già un pochettino strana, quindi mo adesso cerchiamo di capire un attimo cosa è successo. Vediamo se c'è qualche altro documento e tutta l'ora che ci può servire. C'è un dottore che stava progettando nel 52 un nuovo tipo di droga. Spaccalo, dai. Troppo alto il volume del gioco, Gabri. Ah, aspetta, cazzo, è vero che ho aggiunto la schermata e non ho aggiustato i filtri. Aspetta, Gabri, c'hai ragione, scusami. T'ho ucciso le orecchie. Grazie che ce l'hai. È che ci siamo decisi neanche 10 minuti fa, quindi il tempo di installare il titolo e siamo andati in live. Ok, adesso non dovrebbero esserci problemi e si dovrebbe abbassare anche la voce. Ok. Aspetta che rimetto la chat. Sì, perdonate, ma sono un po' stanco oggi. Allora. Gabri, dimmi se va bene. Anche perché mo adesso così la voce si dovrebbe sentire meglio. Allora. Quindi abbiamo dei bambini che sono stati registrati, una droga che è stata creata e noi ci siamo ricordati di un fratello. Allora, non abbiamo più lavori, non sono arrivati più tubi, voglio solo regolare un po' la sensibilità della mira. No dai, mi regolo io così allora. Scendo un pochettino col mouse. I DPA, ecco qua, già va meglio. Allora, noi dobbiamo in questo gioco esplorare perché ci servirà di tutto, dai piccoli oggetti ai grandi oggetti. Allora, salve. Ecco qua, guarda quanti tubi e quante notizie stanno filtrando. Sono organizzati un bel po' bene.
La trama per qualche motivo mi ricorda i campi di concentramento. Nel caso mi dissocio da tutto quello che ho detto. Guarda Gabri, col senno di poi hai detto la cosa più intelligente che si potesse dire di questo titolo. Si capirà più avanti. Però hai detto una cosa molto intelligente. Allora, c'è un collega, Clive Birtwistle, con dei documenti. Leggi, lettera da fare. Cara signor Birtwistle, è molto premuroso da parte sua suggerire come riorganizzare al meglio il dipartimento. Sono sempre grata ai sottoposti per i consigli su come svolgere al meglio le mie mansioni di direttrice. Tuttavia temo che per scambiare il suo ufficio con quello del signor Hastings potrebbe essere destabilizzante. Per fortuna in questo dipartimento il ricambio del personale è assai frequente. Se Prue non tornerà presto, non vedo perché lei non potrebbe avere il suo ufficio. Nel frattempo la invito a prendersi un'altra gioia, sentirà il sole risplenderle sul viso, che abbia una finestra o meno. Con ogni cordialità, Victoria Bing, non conosco. Pigia e porta a casa, Clive di merda. Ma perché? Allora, vediamo. Lui è il nostro vicino d'ufficio. Sì, ma difatti forse pure per questo mi è venuto in mente di fare questo. Non lo so, ha una bellissima trama. Bisogna capire solo cosa è successo. Io già lo so perché già giocato non tutto. Ci sarà da capire delle cose. Ma allora, qui c'è un cassetto chiuso, uno schedario, e serve un grimaldello. Sì. Allora, possiamo vedere se lui qua ha qualche altra notizia. Magari riusciamo a tirare fuori un altro po' di lore. Gli agricoltori dovrebbero ritornare dalla Germania. Quindi abbiamo da notare l'immagine pubblicitaria accanto di un uomo che ha palesemente un elmetto da soldato in testa. Era intuitivo questo. Stiamo sentendo di generali. Ciao Gianluarto, buonasera. Ciao bello. Quindi ricapitoliamo anche per Gianluarto, così si accoda a noi. Ci siamo ricordati di nostro fratello. Stiamo censurando pagine dove si parla di bambini che venivano registrati, una nuova droga messa in commercio e che gli agricoltori comunque sarebbero tornati dalla Germania. Un altro bevi? Ah no, a sospettare. No, e non c'è. Allora. Lui mo non c'è. Caso mai dovesse venire, io prendo e lo caccio direttamente. Così, nel dubbio. Oh, questo è simpatico proprio. Iniziai a giocarci dall'accesso anticipato e poi è uscita la versione completa e sono più capitoli. Io ho completato all'epoca solo il primo, poi non riuscii a completare gli altri, non perché il titolo non meritasse, ma per mancanza di tempo. Quindi ho detto, a questo punto provo a portarlo in live, che se piace, se ci divertiamo, c'ho anche io la scusa per completarmelo per bene. Allora, servizio taxi è stato ripristinato. Sì, Gabri, ma tu prima, ti ripeto, hai detto una cosa giustissima, solo non nella giusta ottica, mettiamola così. Allora, qui c'è l'ultima notizia. Wellington riapre. Grazie agli eroici sforzi del colonnello von Stauffenberger-Mangenstink, Wellington torna comunque attiva. Le seguenti stazioni torneranno ad essere attive con almeno un... dopo il coprifuoco ci sarà comunque un'ora dove la metro di Wellington e i trasporti comunque funzioneranno. Quindi questa città è stata chiusa, è successo qualcosa, abbiamo visto dei soldati, però sembrano tutti allegri e felici. Sono troppo allegri e troppo felici tutti. Noi, come abbiamo visto nell'introduzione, tutte le persone prendono queste pilloline chiamate Joy per essere tanto felici e allegri. Per me oggi è una giornata no, mi sono svegliato alle 14, ho bevuto il caffè, ho vomitato, non ho mangiato e poi ho mangiato solo la sera. Che cazzo? Sei allergico a qualcosa? Non è che hai fatto una cattiva digestione?
il nostro vicino d'ufficio ci odiava leggermente a morte. Difatti voleva il nostro ufficio perché c'è la finestra. Questo è quello che diceva il documento prima. Caro collega Suka. Allora, vediamo un po'. C'è una porta con un nome un pochino cancellato. Prudence. Prudence Helmes. Whatever happened to you, Prudence? Ah, che è la tipa che non è tornata. Ok, welcome back. Oh, no, qui c'è cose che stanno marcendo. C'è qualcosa che non va. Sì. Il caffè che ho fa cagare. Ah, Scusa, non ti conviene prendere un'altra marca così, soluzione facile, Poi, caro collega Suka. No, che deve sucare? Che è successo? Aspetta. Twitch ma pure suca, rompe i coglioni. Twitch ha rotto un po' 3/4 della palazzina per metterla così. Ok, mi ha cambiato tutti quello. Vabbè, noi facciamo finta di niente e andiamo avanti. Allora. Quindi lei stava andando a fare un viaggio. Voleva andare un pochino, vedere un po' di ponti. Voleva andare in Canada. Where did you go? Voleva andare in mongolfiera. Quindi, cioè, non è tornata ancora perché stava lavorando. Va bene, andiamo avanti. Allora. Se non prendono queste pasticchette loro provvedono. Quindi per questa comunità è importante che loro prendano questa medicina. Salve. Ok, vabbè. No, stamattina poi non ho avuto tempo, che ho avuto un problemino col lavoro, quindi mi sono detto me lo vedo domani con calma, e che se lo vedo così di sfuggita e non lo vedo in un certo modo va a finire, dico ok, non va bene e non ci penso. Questi sono chiusi, noi grimaldelli non li abbiamo. Allora, lui è un personaggio importantissimo. Elvis. No. Parla? Sì, che parla. Bene. Aspetta, dovrebbero esserci sottotitoli anche per questo, ragazzi. Martello. Allora, mettiamoli tutti e due e poi cerchiamo di capire un attimo qual è. Vediamo se cambia la stringa. Applica modifica. Aspetta, magari era un blocco grosso. Lui comunque nel frattempo, avviso io, lui è lo zio Jack. Lui è il portavoce del governo, il portavoce della città, mettiamola così. Vabbè, questo è un pezzo di merda comunque, Allora, Mi ricorda tanto un personaggio di un gioco. allora, Moto pedofilo. però qua, C'è un problema. sì, in villeggiatura, va bene. Non è mai troppo tardi per avere un passato felice. Sì. Allora, questa è la conference room, qui stavano facendo una festicciola. There you are. You nearly missed C'è la pignata. It's the most C'è la pignata. adorable Spanish custom. Uncle Jack did a whole show about it. You smash it until all the sweets come out. Come Vai. on, hit it. Hit it. Colpisci pignata, vai. In realtà non è una pignata. È un topo morto. Una zoccola. Stanno mangiando un topo morto e non se ne stanno rendendo conto. You are off your joy. Take one of mine. No. Oh my lord. He's a downer. Chi non prende We got a downer. la dolce pasticca è un musone. No. Noi da qua ce ne dobbiamo andare a questo punto. Allora, vediamo se c'è qualche oggettino, qualcosa. No. Poliziotti. Hanno preso i guardi. Merda.
No? Ah. No, ci hanno preso. Se non prendi la gioia, felice è il paese senza passato. Questa è una grandissima menzogna, però. Senza Se c'è- passato, come si cresce negli errori? Come si evitano i problemi? Allora, peculiarità del titolo. La mappa di gioco adesso si sta generando, quindi ogni partita comunque è diversa. Questo mi piace molto, dato non sapevo che avesse questa cosa, questo gioco. Credevo fosse un... No, non è un'avventura story driven Mi normale. piace questa cosa. Allora, Bello, davvero bello. allora, ok. Trovo un modo per risalire e uscire. Questa non si apre. Sembra BioShock. Sotto un certo punto di vista alcune cose potrebbero farlo pensare. In realtà è molto diverso. Proprio per... Posso dire cose di storia. Allora, noi adesso siamo qui. Voglio controllare bene sta cosa dei sottotitoli, che mi sembra strano che non stanno uscendo. Tu questi dati. Visualizzazione di notizie, ok. Ok, questo qua. A posto. Applica modifiche. Aspetta, che dovrebbe cambiare frase. Ok, scritta sotto. Allora, noi a questo punto possiamo fare quello che vogliamo. Vediamo in alto a destra che c'è segnato il giorno. Sì. C'è il tempo che avanza. Dobbiamo capire come uscire. Allora, iniziamo ad esaminare un pochino qua. Vediamo se c'è qualcosa qui dentro. Flacone di pillole vuoto. Benda sporca. Sovrana. Nel gabicesso qua non c'è niente. Qua non c'è niente. E qua non c'è niente. Poi qui non c'è niente. C'è un documento da Rupert Underhill, stazione 4, da Jim Watt, capo tecnico. Sei proprio certo che Teddy sia a corto di gioia? Forse se n'è semplicemente dimenticato. Devi prestare più attenzione ai tuoi colleghi, ragazzo. Hai provato a fargli un nodo al fazzoletto? A me aiuta sempre. Comunque non posso riassegnare Teddy finché non ho un rimpiazzo. Tutti gli apprendisti sono partiti per Scargill. Uno smottamento ha troncato tutti i collegamenti e il molietilene deve fluire. Apprezzo molto la tua dedizione al lavoro. Se non facessimo il nostro dovere, chi saremmo? Ma prova con il nodo al fazzoletto. Sono certo che saprai gestire al meglio la situazione. Tanti saluti, Jimmy. Ci sono un paio di monete. Ci sono delle spillette. C'è un frigo. Nel menu di creazione puoi creare tante cose. Allora, qui noi possiamo creare vari oggetti. Al momento possiamo creare una benda che ci salva e ci recupera dal sanguinamento e dall'infezione. Possiamo farci un abito a modo, consente di conformarsi al villaggio o nel Parade District. Ossia, noi dobbiamo stare attenti anche un attimino a come ci vestiamo. Possiamo farci dei grimaldelli e un piede di porco. E possiamo farci degli ombrelli, uno più bello e uno meno bello. Bello davvero bello e bello meno bello. Allora, vediamo un po'. C'era un'altra porta qui. Richiede un grimaldello. Quindi noi cerchiamo i materiali, ci troviamo tutto quello che ci serve e ci craftiamo le cose. 3 years of the salamander and me getting into constant trouble finally pay off. Ok, What happened to salve. Polgora serrature. Ah, questo è Rupert. Rupert mi sa che non verrà sostituito perché è morto definitivamente. Allora, siringa vuota. Questa è l'uscita. Qui però c'è un lettore di scheda. Noi a questo punto allora, devo ricordarmi aspetta, stesso da vicino. Hacking. Ok. Ah, è monouso? Sì. Mm. Oh,
farà brutto. Ehi, Allora, ci dobbiamo parare. e Pirene l'ha cazzato in bocca. Sì. Suca. 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 Non abbiamo stamina. Aglia, tua sorella. Vieni. Mancato. Vieni. 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 Suca. Aglia. Vieni. Vieni. Figlio di bottana. Allora, ed è anormale così, eh? No, perciò l'ho messo a normale. Allora, intanto noi siamo un attimo messi male. Quindi, meglio una brutta infezione che una morte per sanguinamento. No, ferma il sanguinamento, ma può causare un'infezione, che è una benda sporca. Ok. Allora, tanto c'è una radio. Ok, almeno così ci siamo abbassati la scaletta. Allora, vediamo un po' qui se c'è qualche altra cosa. Qui però ci sono delle scritte e ci sono un attimino delle cose. Allora, qui qualcuno è stato qua dentro. Qui qualcuno non stava bene con i nervi, secondo me aveva un po' di problemini. Allora, qui cosa c'è? C'è una carota marcia. C'è un'altra carota marcia. Nel baule invece c'è un bel po' di cose. Allora, noi prendiamo tutto. C'è qualche altra cosa? No. Allora, ora a questo punto possiamo vedere di recuperare un po' di energia con la carota marcia. Però possiamo eventualmente dormire. C'è anche il diario di Theodore che è rimasto chiuso qua dentro per chissà quanto tempo. Lo sento sgranocchiare nel buio, non sono i topi, sono i suoi dentoni marci. Il nostro tempo è alla fine, il nostro tempo è alla fine, il nostro tempo è alla fine. È completamente flippato di cervello. Allora, io direi facciamo un sonnellino, anche per recuperare un po' di energia. Ah, dobbiamo scegliere quanto tempo dormire. Dobbiamo scegliere quanto tempo dormire tenendo sott'occhio innanzitutto se usiamo la gioia, che in alcuni punti penso che hai capito pure tu, se andiamo in alcuni luoghi e si rendono conto che non abbiamo preso È un casino. il pillolino, c'è un po' di problema. Quindi dobbiamo tener conto se abbiamo sonno oppure no. Quindi io direi facciamo una pennica così recuperiamo un pochino di energia. Ecco qua, almeno siamo ben riposati. Allora, questa la tiriamo e questo è il viaggio rapido. Al momento noi abbiamo solo questo portello qua. Allora, usciamo fuori. In the parade district, which I just got chased out of. Brilliant. Ah, the train station. If I can get to the train station, I can just follow the old rail tunnel all the way to the bridge. Be nice if there was a map, wouldn't it? I suppose back in those days we could remember where things were. Noi dobbiamo arrivare alla stazione del treno. Ok, ora dobbiamo esplorare. Allora, vediamo un po'. Salve. La marcia. Allora, tu ricordi com'era la città prima? Sì. Qua guarda come siamo messi. È devastata dalla guerra. Sì, sì. C'è un po' di bordello. Allora, c'è un bel po' di cose. C'è una pietra che noi raccogliamo. Cumulo di macerie con 2 pezzi di metallo ottimo. Quando tornerà la pace, loro torneranno. Bugiardi. No. Quindi prima cosa avevamo letto del generale? Che dovevano essere registrati bambini al di sotto dei 13 anni. Quindi se noi facciamo 2 più 2, qualcosa è successo in questa città. I bambini sono stati
Potenzialmente anche noi avevamo un'età forse Sì, giusta. noi però eravamo bambini Sì. e in quello che stavamo ricordando comunque sentivamo che eravamo fanciulli. Sì, Però noi siamo ancora qui, sì. quindi... Allora, io controllo che servono comunque oggetti, altrimenti non ce la passeremo bene di sicuro. Abbiamo comunque una mappa, questa diciamo è tutta la mappa. Oh. Sì sì sì. Mm. I am coming for you, No, Gianmarco, è molto gustoso questo gioco. but I will find you. Allora, Mi piace. raccogli 2 petali di rosa. Allora, Berries. They grow all over the io garden. raccolgo tutto. Maybe I can make some sort of ointment. Allora, Infatti c'è la cosa da BioShock, il raccogli tutto compulsivo. vediamo un po'. Noi possiamo fare balsamo curativo con 2 petali di rosa. Buono. Quindi, Buono. aspetta, barra spaziatrice. On my wounds. E a questo punto mi devo ricordare come funzionano gli slot veloci, eccetera. Doppio clic se no Ok. ti dice pure. Fatto. Almeno abbiamo recuperato un pochino di energia. Allora, a questo punto dobbiamo esplorare, Gianma. Aspetta che... Il gioco funziona così. Noi dobbiamo andare alla stazione. Ma come ci arriviamo alla stazione sta a noi. Non lo so, Non nel c'è fatto un dello- percorso l'obiettivo predefinito. che non se l'era preso. Allora, io intanto a questo punto noi raccogliamo tutti i semi di rosa, perché a questo punto For wounds and things. qui c'è una casetta. Un po' di carbone, ok. Salve. Quando la smetteranno di piangere? Tutto abbandonato. Tutto. A lovely rotten potato. I'm not sure I want to eat it. I suppose I could. Ok. Might throw up. Allora, noi se vediamo comunque come siamo vestiti, consente di conformarsi al villaggio o nel Parade District. Quindi con questo dovremmo andare bene. Naturalmente anche questi si possono rompere. Ah, Allora, andiamo sopra cosa c'è. Va tutto bene, buonanotte e sogni d'oro, tutto è ben nascosto, niente può farti male, signorina. Giocattoli abbandonati. Ho messo un manichino nel letto. Ok. Giustamente l'atmosfera già era quello che era, quindi giustamente noi prendiamo le spillette così. E qui 2 bambini, secondo me, non sono mai più tornato. 3 bambini aggiungerei. E hanno lasciato tutto così. C'è qualcos'altro qui? Tazza da tè. A toy tea set. Funny. Percy never played with toys. He didn't like anything that wasn't really the thing it was No. supposed to be. Aspetta, però c'è qualcos'altro qua. Serve un grimaldello. Che possiamo fare? Locked. Aha. But I remember how to make a lockpick. Ok. Carbone e 6 dardi. Componenti meccaniche. Questo è grosso, questo qua. Allora, Penso abbiamo preso tutto. penso di sì, da qua. Allora, dove vogliamo andare? Punto di partenza. Guarda la casa un secondo, perdonate. Sì, Là sopra siamo stati. qui? Allora, aspetta. siccome lo vedo bello da questa parte, No, c'è qualcos'altro. avevo C'hai visto. ragione. meno male. Meno male. Questo è tutto grosso. Ecco qua. Allora, Tata, sono spiacente di doverle comunicare che la ragazza non ha mangiato il porridge, quindi l'ho mandata a letto senza va. cena. Stufa. Alcol, pezzi di metallo. Ok, vai. Nastro adesivo e scassina casseforti, usa e getta. Questo è ottimo. Allora, Aspetta, c'è un'altra cosa a terra, puoi dire qui? Spill, minchia, tre spille. ok. Ci buttiamo da qua. Allora, dice punto di partenza. Iniziamo ad andare di là. Ma se ci spawna la roba non è colpa nostra.
Vedi che ci sta roba, ci stanno detriti, cose. Allora, che cos'è qua? Noi dobbiamo andare di qua. Va bene. Salve? Sims. Thank you. My uncle bought it for me last Christmas. Anxious to get back home to the village? Well, I live in the parade. You won't get past that door. Not without one of them disposable electrical cars that all the bobbies have. And a power cell. Know where I could mug a bobby? You're a brave one. Poliziotti, hai visto? Sono belli massicci. I'll trade you one. Don't you Sono wanna belli go back home? oblunghi. Home to all those bastards who chased me out of my house. When they all catch the plague and die, then I'll go back. There's something I want a whole lot more. Those bastards in that camp over there, with the helmets. Si and fa Non uno si fa. scambio qui. they Non took si fa. something from Non si me. fa. You get them back from me. Ok, lo zio. I'll give you my car. È il A momento. posto. Sounds quite dangerous, isn't it? Of course it's bloody dangerous. That's why I'm paying you. Come and find me in that sort of hamlet over there. We'll trade. All right. Well, what are they? Me medals. From the war. Mi hanno rubato le medaglie dei guerra. DSO at Dunkirk. And the Victoria Cross at Ramsgate. Those bastards. They thought it was funny that I still had them. Fucking funny they thought it was. No. I'll need a power cell to fire this thing up. Hooligans stole most of those too. Right. Well, I'll see what I can do. Tu vai tranquillo, bro. Allora, noi adesso, non so se anche con lui, però di base comunque noi possiamo anche menare persone per ottenere cose. Allora, compra cose. C'è un piccolo negozietto. Dove sono i nostri soldi? I nostri soldi sono qui. Oh. Abbiamo 14. 14... Ah, sterline. Allora, non mi venevo un nome prima. Sterlina. Abbiamo 14 sterline. E non possiamo comprare neanche no, una non mazza viene al a momento. comprare un pazzo. Allora, qui dentro cosa c'è? Ecco qua. Facciamo così. Senza usare il grimaldello. Facile e veloce. Questo ci serve energia. Cosa alla Dishonored su sti fatti qua? Allora, un cortese promemoria per chi entra nel villaggio. Rimuovere gli abiti eleganti. Fare una doccia tipo. Indossare vestiti puliti. Spruzzarsi un po' di profumo, menta o rose. Ingerire una gioia. Guardare Zio Jack sulla TV. Fare un gioco. Quindi capiamo che è successo qualcosa di molto brutto e particolare qui e le persone è come se stessero fingendo che non sia successo Sì, niente. perché questa specie di droga gli permette di non vedere quello che realmente fanno. Ok, Alcoleti. ottimo. Allora io direi iniziamoci a fare. Un paio di balsami che in caso d'emergenza possono sempre servire. Scelta. Poi, piede di Questo va porco. fatto. Piede di porco si usa per forzare le finestre o le casse di denaro. Puoi anche staccare assi dalle pareti o dalle porte. Magari. Così siamo a posto. L'ombrello non ce lo facciamo. Abbiamo anche delle statistiche e alcune cose che dobbiamo tenere a mente. Possiamo Ok. potenziarci. C'è un punto. Ah, No, scusami, punti disponibili no. 0. Aumento dell'energia. Ci facciamo notare di meno. E possiamo fare un paio di cose in più. Allora, Ah, gli slot rapidi su quelli. ok, e li posso cambiare con la rondella direzionale positronica, quindi va bene. Questo gioco mi piace. No, Gianmarco, questo mi credi ce lo facciamo una volta a settimana, ti faccio divertire, Proprio la Gianmarco. shit che piace a me. Allora. Sì. C'è qualcosa a destra, eh? Dove? No, scusami. Girati di 60 gradi. 60. Guarda, qua, che c'è? Ok, ecco, io stavo andando qua. Ah, qui volevo... Conviene vedere tutto. C'è. Io voglio vedere. 2 carbone, Idrocarburi. anche. C'è una finestra. Vabbè. Lì c'è l'obiettivo, quel posto là dobbiamo... Noi dobbiamo andare là. Allora, Andiamo tutti. Heavens alive. It's a bloody force. salve. Gli Head Boys. Campo Teppissi, gli alfieri combattono stasera, chi finirà sul ring? Gli alfieri combattono proprio così, all'ultimo sangue, ding ding. Salve, scusate, non possiamo entrare. A fare il giro. Si fa il giretto.
Vediamo un po' se c'è un'apertura o qualcosa. Vino mare, quanto è bello. Sì. E la porta è aperta. Vabbè. Ne prendiamo tutto. Scassiniamo qui. Ok. Allora, dobbiamo trovare le medaglie. Attenzione, violazione di domicilio. Questi, se adesso ci beccano qua dentro... Never get in here. Raga, cazzi, tanto. Non sono... Tanto ci ammazzano di botte, ci vedono. Abbiamo trasmesso il segnale orario delle ore 12:18. Scappa a casa, Fritz. Fritz, scappa. I guess I have to take that elevator. I hope no one notices. Ok, qua è tranquillo. Questo è bloccato. Vabbè, benissimo. Nessuno si è reso conto ancora di me. A posto. Stiamo facendo un po' troppo casino. Salve. Siamo fottuti. Lovely day, Fred. A lovely day it is. Not many people get this far. It's sort of a test. Someone who gets this far usually puts up a decent fight. Bro. In the arena. I don't In suppose the this is arena. more useful to you alive. I don't know. Can you juggle? Well, I can write a lovely poem. I won a prize in school. Nah. We've already got a bard. First, put your things in that box. We'll leave you there to starve. Dobbiamo posare tutto quello che abbiamo. Nient'altro che possiamo fare. Non possiamo fare niente, L'ascensore non va, secondo no, me. Gianmarco. Gianmarco. Aveva provato. Vabbè, Siamo fottuti. toccava farli. Va bene. Gird thy loins for the moment of truth. Ok, dobbiamo menare le mani? For it is upon you. Grazie. Torniamo, Grazie. Non abbiamo più un ceppolo di niente. Fare via un po'. Allora, regole degli alfieri. Quando hai più missioni in corso puoi scegliere su quale concentrarti selezionandole usando il comando traccia evento. Sì, perché ci sono missioni primarie È e ovvio. anche le È secondarie. ovvio. C'è tutto. Non c'erano dubbi così. C'è tutto. Allora, noi a questo punto dobbiamo un attimo... Scusa, rimetti un attimo le missioni, perdonami. Questa qua, cura di... Che è successo? Spieghi. Non si è preso quando l'abbiamo usato prima. No, e però che... l'hai rifatto. No, qua è USA, noi l'abbiamo creato la seconda volta, non l'abbiamo usato. Ma dopo lo risolviamo subito, sì. Sei ingrippato lo disse. Che dovevo usarlo dal menu esterno, con quello interno non se l'è preso. Il narratore, l'annunciatore. Salve. Ho i pugni nelle mani. Vabbè, non fa così ridere. Danny No, Defoe. il figlio di Will Parente, Smith. sì, parente. Dove sta? Eccolo qua. Va- Madonna Lizzo. Calzato nero. Bloody hell! Arthur Hastings? I'm Nel sorry. dubbio, mammata. I don't think I know you. Of course you know me. You got me sacked from the old Current. Ah, Non I don't remember that. I don't work so. there anymore. Non so. You thought one of my articles was insufficiently original. Vieni qua. You've lost a bit of weight. To be fair, you did copy my piece line by line. Who gives a shit, Hastings? A newspaper's supposed to make you feel good. Nobody remembers what they read. I don't want to fight you. The feeling is muted. There's only enough food for the winners, see? Allora, bastone appuntito o ramo imbottito? no, bastoni appuntiti. Ah, vuoi andare proprio di cattiveria? How badly do I not want to kill Sai qual che dico io? Più che altro. Se... Cioè, lo possiamo comunque stordire. Va bene se lo stordiamo solo per vincere. Il gioco ci sta dando delle scelte. Ma vuoi capire cosa? Dai, mi dispiace.
Le armi si rompono anche troppo facilmente. Hey, some guy. I got great odds on you. Già hanno messo scommesse su di noi. It's Vabbè. gonna come on strong with that lead pipe. You gotta wanna block that. Ok, Ecco. come le parare. Come abbiamo fatto prima. Bella. Finestra, perché ti sei allargata all'improvviso? Ah, la puoi anche spingere. Ma rispingilo, Lozzi, così fai l'obiettivo. Ok. Suga. E l'arma si è già rotta. Aspettate che rimetto la finestra per bene. Non lo so, cioè si è messa... Forse qualche input di tasti spammati. Allora, aspettate un attimo, si è messo in finestra più che altro. Che ti metti in finestra così. Ok. Almeno così siamo un attimo tranquilli. Tanto il game è in live. Si vede? Ok, no, mo si aggiorna. Ok. A posto. Oh, C'è neanche tanto ritardo stasera. Ancora meglio, va bene. aiutare. Certo. Tubo di piombo. No, perché capi, mo si supportano vanno a finire che non lo potevamo aiutare. Mo ci abbiamo il suo tubo. Noi abbiamo fame comunque. Ok, sì, sì. Lancia tendi contro uno che ti attacca. Aspetta, lo puoi lanciare il corpo. Allora, aspetta, noi dobbiamo innanzitutto... Out. Va bene. Come si lancia il corpo? Ragazzi, ovviamente non stiamo picchiando le donne. È una situazione... Sbagliato pulsante! Suca! Sì. Tua sorella... No, no, no. No, mi hanno fatto capire niente. Stai avvidando. No. Piano, piano. Stai morendo per le ferite. Devi curarti in fretta. Seleziona un oggetto curativo con 1 e usalo tenendo premuto F. Ok, curati. Curati con cosa? Vai. Aspetta. Ecco qua. Ecco qua. Ok. Così comunque ci siamo anche fatti l'altro obiettivo là. Ok, noi siamo liberi. Dovevamo lanciare il tipo. No, più che altro Trasporta. perché tu li puoi prendere. E lo lanci. Lo dovevamo lanciare. Ok. 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 Come di sono, Red, mi piace. Prova a lanciarlo sopra uno dei cadaveri di queste, vedi se ti dà l'obiettivo. Che comunque è un nemico. Magari. Ok, a posto. Fatto. Sì. Fatto. Funziona. Allora, salve, noi a questo punto Godo. ci ridate le nostre cose per piacere? Noi stiamo continuando a scendere. Abbiamo, se andiamo a vedere un attimino le nostre statistiche, siamo affamati, resistenza diminuita, ferito, abbiamo sete e siamo sospetti. Salve. No. No. C'è un problema. Allora, iniziamo a vedere se qualcuno qui c'ha qualcosa. Niente. Una carota marcia. Allora Gianmarco, la guerra è guerra, la fame è fame. Ok, non ci è venuto da stare male. Va bene, abbiamo avuto culo. Va bene. Ok, qui non abbiamo niente. Possiamo salire qui sopra. C'è un piede di porco, a questo punto lo rubiamo. Una patata marcia. E ce ne saliamo di qua.
Allora, c'è un kit medico, ottimo. Ok, meno male che abbiamo trovato comunque un piede di porco. Oh, sporcaccione piscia. Completare missione a Wellington Wells ti farà guadagnare punti abilità. Per utilizzare i tuoi punti abilità, apri l'albero delle abilità premendo tab. Allora, possiamo comprare un'abilità, Gianmarco. Un secondo solo, sì. Cosa è successo? No, avevo visto un attimo. Ah, ok. Allora, noi è vero che abbiamo un punto, però ce ne costano comunque 3. Ah no, aspetta, lui c'è. Strozza silenziosamente le persone da dietro o soffocale nel letto facendole svenire. Parlantina sciolta. Ladro di cadaveri. Ecco, questo non sarebbe male. Gli oggetti curativi sono il 50% più efficaci. Allora, aspettiamo un attimo che torna Gianmarco così per sicurezza. Iniziamoci a vedere un po' le abilità perché non me le ricordo assolutamente. Allora, ascoltare la terra. Nota le impronte da una distanza maggiore. Ok. Tecnofilo. Sculacciatori, ficcanaso e giubilatori impiegano più tempo a rilevare la tua presenza. E pugnalata alle spalle. Parlantina sciolta in punta di piedi. Ok, questi sono giustamente quelli là per non farci notare, mentre per il combattimento i colpi senza arma che colpiscono in testa hanno chance di far barcollare il nemico. Forza sovrumana il prima possibile ci servirebbe. Acquista l'abilità Sogni d'Oro, quindi questa qui mo ce la fa sbloccare in automatico. Allora, questa qui cos'è? Instancabile, rimuovi gli effetti negativi di fame, sete e stanchezza, e questo forse ci arriveremo. Strozzi i nemici più alti, va bene. Cacciatore notturno. Allora, il gioco ci ha dato giusto un punticino per farci capire come funziona. E sblocchiamo, dobbiamo sbloccare Sogni d'Oro. Strozza silenziosamente le persone da dietro o soffocale nel letto. Sì. Noi compriamo l'abilità. Fortissima questa, tra l'altro. Quindi adesso punto, se noi andiamo dietro di lui. Lui è Wally Elliott. Ho sbagliato il pulsante. Sbagliato, scusami, ho sbagliato. Lascia perdere, abbattilo. No, è un travaglio, però. Sì, ho sbagliato tantissimo. Aglia, tua sorella. Vai via. Dobbiamo ricordare la spinta, effettivamente, oggi. La spinta di sbilancia. Allora, io comunque, visto che lo continuiamo, eccetera, mi aggiusto i pulsanti rapidi col mouse, così metto la spinta e vado un pochettino meglio pure io. Sto riuscendo a ricordarmene ogni tanto. Allora, bevi da rubinetto? Ok, almeno abbiamo bevuto. Ok. Riempi contenitore da rubinetto. Richiede borraccia. Noi purtroppo non abbiamo. Noi borracce non abbiamo. Portare poi d'acqua in prima. 3 balsami curativi. È fottutamente incredibile. Usane uno. Allora, questo punto, ok, sto ricordando come funziona il menu, ok. Allora, minchia, mo sì. abbiamo bevuto e siamo un attimino c'è da a finire? posto. No. No, nulla. Premi C per muoverti furtivamente. Ok. Possiamo vedere e percepire un attimo dove sono. Sei ancora lì? Sei girato? Bravo. Aspetta, che con te andrà bene. Con te andrà benissimo. Vedi che non c'è nessun altro. Suca. Suca. Quindi premuto vivo. Ecco qua. Allora, tu. Nascondi il corpo. Ho premuto perché non l'hai messo qua dentro. Ah, nascondi il corpo, ok. Guarda come... È nascosto. Nessuno lo vedrà mai. Chissà dove è andato. Va bene. Allora, vediamo se c'è qualche oggetto, qualcosa che ci può servire. Lì ce ne sono altri comunque. Però magari se sei fatto di gioia, magari ti sembra una spazzatura colorata in quel cestino.
Chi lo sa, noi mo comunque adesso pillole di Joy non ne abbiamo. Poi conviene, cioè converrebbe prenderle. Non è che poi perdiamo tutto quello che facciamo. Allora, quando troveremo eventualmente un po' di Joy, vediamo un attimino e decidiamo il da farsi. Allora, non ci abbiamo, ci servirebbe un'altra spilletta. Ma scusa, una curiosità, l'ombrello a che serve? Lo so, È un'arma. Ah, è un'arma. Sì, sì, sì. Facciamo il grimaldello. A questo punto così. Sì. A questo punto i bauli cerchiamo sempre di aprirli a questo punto. Fatto. Spilla, nastro adesivo, scassina casseforti, usa e getta e 2 triboli. Allora. Molto, molto bene. Mi state facendo venire voglia di rigiocare Dishonored, anche se sono giochi diversi. Esatto, Io l'ho detto anche io. L'ha detto anche lui, che lui è Io lo molto dico- appassionato di... Ma ne parlammo. Quando. Sì, sì. Prima o poi, ragazzi, arriverà la veteran run su Dishonored. Sappiatelo. Allora, Dove gli io slot guardo rapidi sono popolati automaticamente dal tuo inventario. Quindi con i numeri selezioniamo la categoria e poi possiamo con la rotellina selezionare vari oggetti. Oggetti curativi, cibo, attrezzi e lanciabili e farmaci. La mia categoria. È più facile muoversi attorno ai nemici quando guardano altrove. Per causare una distrazione, seleziona il tuo slot rapido dei gadget e li puoi comunque distrarre. Quindi noi prendiamo bottiglia, mettiamo qui. Esatto, già. Ma come ti vuoi... Tieni già, questo è c'è un bacio qua, già è per te. Te lo mando. Bello che sei. Vai, vai a vedere, vai, Pippo Baudo, vai. Ma ce ne sono 2. Ok, allora aspetta, poi... No. Finita, finita, finita. Però forse ti puoi far perdere le tue tracce. Sì, sì, però io nel frattempo meno. Ah, pellone. È morto. È morto di... Oh no, ho preso la scossa, preso la scossina, ho preso qualcosa. Vai 1v1 a box. Vai, furgalo. Camina. No. Vieni. Maledetto. Zucca. Vieni, vieni, vieni. No, perché non sei andato imparato? Ma tua madre. Momento. Colpo finale. È morto. Io A voglio posto. vedere non lo so se li ha già giocati, Giallo, però sarebbe bello nel caso. Sì, sì. Io ogni tanto mi capita di ricominciarlo, poi succede sempre qualcosa e non lo posso portare avanti e poi dico vabbè, poi ci arriverò prima o poi. Dopo il progetto con Francesco arriverà anche il mio. Allora. Abbiamo una cella. Sì, sì, non sarebbe, forse sarebbe l'unico modo con cui riuscirei finalmente a giocarci. Ma ci arriviamo. Allora, possiamo andare sopra di qua. Ok, non abbiamo neanche perso tanta energia. Qui c'è un pulsante però, aspetta. E c'è una leva. Qui da dove siamo venuti noi. Ok. Quindi non ci stiamo comunque perdendo niente. No, noi siamo venuti da qui. Ah, quell'ascensore dove siamo passati prima. Ok, allora l'unica strada è questa qua. Non ci sono altre cose. Allora. Noi intanto comunque non abbiamo trovato ancora neanche le spille, le medaglie. Devo recuperare Prey, ce l'ho, ma indovinate un po'. Oh, Prey, che bello! A me non è Che piaciuto. bello, Prey, porca la puttana. Eccole qua. Fatto. Ci ho provato a giocarlo, ma non mi è piaciuto rispetto a Dishonored. Nastro, vite, componenti meccaniche e pezzi di metallo. Ok, noi prendiamo tutto, poi ci organizziamo comunque l'inventario per bene. Gli alfieri combattono, ding ding, bang bang. Allora. C'era l'inferno qua dentro. Ragazzi, tastiera nuova e sto facendo ancora il rodaggio con come sono situati i pulsanti. Allora, a questo punto... Oddio, prendila magari, no? Ce ne ho già, ce ne ho 5. 5 lanci posso fare. Ok.
Deposito di Arthur. Abbiamo recuperato tutte le nostre cose. Tutto. Riprendi la tua roba facoltativa. Vabbè, c'è anche il Dishonored questa cosa. Facoltativa. Bellissimo. Allora. Quindi noi a questo punto siamo messi un bel po' bene. Questo gioco. Compulsion. Io come lo notai subito, è stato uno dei primi accessi anticipati che ho preso. E c'era solo una modalità sopravvivenza e poi piano piano... purtroppo no. Non era uscito Happy Few? No, purtroppo no. Purtroppo no. Oddio, cerca perché si è uscito Happy Few 2 e io non l'ho mai visto. Guarda, ho scoperto che di Dishonored hanno fatto un gioco con Valve sull'universo. Ah, ma lo hanno cancellato. Ecco, no, perché avevo letto Half-Life, mi ero un attimo... Ho detto, fermi. Se ti intrufoli in uno dei cespugli con i fiori gialli, i nemici non ti noteranno, a meno che tu non li spintoni. Quindi se noi ci mettiamo nei fiorellini gialli, siamo nascosti. Allora, ma adesso però dobbiamo uscire da qua. Quindi noi cerchiamo di arrivare da Giovanni. Ok. Vieni Giovanni, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ecco qua, a posto. Così nessuno ti dice niente. Poi quando un certo capitolo 3 vorrà almeno uscire proprio per un... ma per una fatta di soddisfazione personale. Ah ok, no, no, era il Season Pass. E sono altri 3 episodi aggiuntivi, quindi comunque questo da giocare c'è. Ne avevo flashato io. Vabbè, godo. C'è un po' di braccobaldi. Le botte, i pugnazzi. E fatemi curare, porcaccia le vostre sorelle. Ok, ecco qua. Vieni. Ok, -1. Vieni. Toh. Devo ricordarmi il tempismo per attivare la guardia. Tua sorella. Sei stato un colpo veloce. Suca, 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 suca. Aglia. Vieni. Ok, a posto. E patapim e patapam e patapim e patapam. L'ordine è stato ristabilito. Allora. Comunque c'avevo piede di porco e un grimaldello, quindi va bene così. Altre spille. Sì, prendi tutto, prendi tutto. Io nel mente comunque spingo palle su Okami. Non ricordavo si spingesse palle su papà. Spingi un po' di palle, vai. Comunque spingere palle può essere anche sempre un'esperienza positiva, eh. Allora, qui non c'è niente. Andiamo altre spillette. A questo punto possiamo aprire il passaggio di qua. E via come due anguille. Bello. Allora, a questo punto possiamo riportargli le medaglie. Intanto si sta facendo sera. C'è la quest dell'orso che sta in equilibrio sulle palle. Ah, un orso equilibrista. Sulle palle. Beh, sì, generalmente. Vabbè, Bello. non ricordavo questo dettaglio. Salve. Questo potrebbe essere Alfonso Frizzantino? Potrebbe, sì, Questa è potrebbe. la casa di prima? Potrebbe. Allora, noi eravamo qui. Sì. Abbiamo esplorato tutto questo. Sì. Qua c'è il campo dei teppisti. Noi dobbiamo tornare qui. Quindi questa è nuova. Questa è zona nuova perché lui poi se n'è andato ed è tornato dove vive. Allora, regole del Garden District. Non rubare. Già adesso la roba non abbonda. Vieni a farci visita, ma sii socievole e fatti una chiacchierata da bravo. Dormi nel tuo letto, ricordi i riccioli d'oro? Puoi mangiare tutta la frutta che trovi, tranne il frutto del melo. I piedi piatti ti uccideranno. Ok. Fammi il giocone della vita, non ho mai giocato. Cioè, lo conosco, ma non ci ho mai giocato io. Tra lui e Beautiful Joe in quel periodo ci passavo proprio le giornate. Difatti
Bella collection di Beautiful Joe rifatta. Niente, Allora, abbiamo trovato un libro. Riduce i danni, leggermente i danni subiti. Uno. Quindi l'esplorazio è sempre un piacere. L'esplorazio serve sempre. Allora, di qua non c'è nient'altro. Salve. Ragazzi, che c'è? It occurs to me that the locals may not be all that welcoming. Oh dear, let's try not to get killed, Allora, shall we? vediamo un attimo come armi, eventualmente. Abbiamo un sasso. Ce lo possiamo ficcare a culo, più che altro. Non facciamo niente. No, lo lanciamo. Salve. Hello? Anyone out there? Tutto distrutto. Shit. Slumming it, are we? Must be nice to have a closet. Over here. Loro sono poveri come la merda, giustamente. Come in. Come in. God, you're new here, aren't you? From the parade. Yes. Well, how could you tell? Abbiamo solo una folla fuori che ci vuole uccidere. I'll tell you how to survive your next 5 minutes, and in return, you'll give me your socks. That's outrageous. Your funeral. Tieni, pigli i calzini. Come ce li siamo Lascia fare, dettagli, dettagli. Because that suit you're wearing reminds them of all the jolly, proper, decent wellies who drove them out of the homes in the village. And now we're all cold and tired and starving to death. You better get a nice sharp rock and rip that to shreds. My uncle gave this to me for Christmas. Non possiamo Or they'll rip togliercelo, you to basta. shreds. Non Shit. possiamo girare I nudi. thought there would be so many. Yeah, it's like the latest groovy nightclub, isn't it? People get a bad batch of joy, and it like flips a switch, and they can't take joy anymore. So they get chased out of the village. Been a lot of bad batches lately. Ok. C'è un problema per chi prende il Joy. Sì, la C'è un droga non problema. sta funzionando. No. So long as you don't take things that don't belong to you. Go up and punch someone in the nose. Now you can survive. Quindi se non la prendi, È quello vieni che stava cacciato. succedendo prima nello studio. Adesso abbiamo la ricetta per l'abito strappato. E lo possiamo fare. Consente di conformarsi nel Garden District. Dobbiamo sacrificare il vestito, però noi dobbiamo muoverci tranquillamente. I don't think my suit is decent Allora. anymore. I could wear it around the garden district. Meno così possiamo stare un pochino tranquilli se non rompiamo i coglioni a qualcuno. Allora, qui noi non stiamo rubando. Salve. Ah, c'è anche il nonno. Allora, tanto io raccolgo tutto quello che si può raccogliere perché troppe printe. Vabbè. Banco da lavoro. Con il banco da lavoro comunque si possono fare giustamente ricette un pochino più elaborate. Allora, c'è un falò. At least we're alive, right? Stay away from the ones to play. Vabbè. Salve. I got your medals. Thank you. You don't know what these mean to me. To know that some of us fought. To know that I fought. You're probably too young to remember. We stood tall in those days. In 42, we threw La guerra non cambia mai. Then they came back in 43. It weren't the same. I hate to be a bother, but the card to get across the bridge? Right. Oh, of course, yeah, sorry. Forgive an old man his memories. Well, good luck. I've got this key card and I can power Allora, it with the power cell. adesso possiamo fuggire. Across the bridge. Tu hai qualcosa qui? Possiamo aprire la cassaforte. Valuable in this house, it ought to be in here. Eh sì, a questo punto kit di riparazione e 2 dardi. Oh, that's a bit risky. Alcol, c'è qualche altra cosa? Ok, a questo punto prendiamo tutto il silenzioso. Riduce il 2% il rumore causato dai passi. Prestidigitatore.
Aumenta moderatamente il raggio d'azione dei diversivi. Ha raccolto un libro. Nel 1964 la gente leggeva libri per imparare come fare le cose. Dovresti leggere tutti i libri che trovi a Wellington Wells. Quindi comunque abbiamo sbloccato un po' di piccole passive che ci daranno una mano in gioco. Vediamo se nelle altre zone c'è qualcos'altro. Qui c'è un altro falò con un ramo. Almeno abbiamo un ramo e siamo tranquilli. Allora, quindi adesso se usciamo fuori, ragazzi, possiamo stare tranquilli? Allora, sulla testa dei PNG è presente un indicatore di stato bianco, sono consapevoli e non ci danno problemi, però se iniziamo a dargli fastidio la barra rossa aumenterà. Più aumenta, più si renderanno conto di noi e inizieranno ad attaccarci, e sono cattivi come la merda, come abbiamo potuto notare. Allora, noi adesso siamo nel district. Fuck Verloc. Va bene. Vorrei che la Bissola smettesse di cambiare il mio sguardo. Scelgo sempre giochi con trame allegre, tranquille. Sì. Signorina Eleanor, c'è un problema. Lei ha un problema, signorina Eleanor. Sì. Io non le dico quale, però lei ha un problema. Sta facendo da io, cioè, Io capisco che la guerra è una cosa bruttissima e che ci sono stati dei problemi, però... sì, Eleanor. Io fossi in te... Guarda, puoi fare qualcosa? Ok, a posto. La nostra buona azione quotidiana... Ah, ma fa tutto a posto. Vedi, stanno giustamente... non c'hanno un capo. Non c'è cibo, non c'è niente e sono stati cacciati dalla città. Dal centro più che altro. Allora, gli abitanti si accorgono raramente di Arthur quando è seduto, a meno che non siano già arrabbiati con lui. Questo non vale per la notte, però. Allora, a questo punto possiamo tornare al punto di partenza. Come suona? No, da là sopra era, non era da qua. Era là. Ah, sì, aspetta, no, che mo stavo pensando di una cosa. Non credevo fossero già attivi. È là. Sì, e Quello per suonava. andare là... Ok. Non sta suonando più. Però noi a questo punto... ci prendiamo 3 monete. Niente. Che alcuni telefoni suonano. Allora. I wonder if my parents would be proud of me. Ma non c'è niente. Terribly stern. Allora, a questo punto corsetta in allegria. Siamo tornati nella zona iniziale comunque. Salve. Bloody hell. Te con la tata. Te con la tata. Venite agghindati per bene. Ricordate le buone maniere. Va bene. Bimbo, bimba, vuoi la carota? La prendo io. A posto. This doesn't give me food poisoning. Ok. Fino a quando nessuno ci dice qualcosa. Ora vado a cercare che non cacciare sfere, attento. Attenzione quando si cacciano le sfere. A water pump. Qui puoi riempire una borraccia per la prossima volta che avrai sete. Quando consumi del cibo la tua resistenza massima aumenterà per un breve periodo. Quando hai troppa fame la tua resistenza diminuisce. Quindi dobbiamo stare attenti al cibo. Ignorare questo bisogno non ti ucciderà, ma cerca di ricordarti di mangiare e bere in modo da poter usufruire del nutrimento e dell'idratazione. Buonasera quello. Oi, quello, bonsoir. Quindi noi ci troviamo in mezzo all'oceano Indiano, nel vero senso della parola. Ci dobbiamo nutrire, ma tutto quello che stiamo trovando è marcio. Quindi noi dobbiamo sperare di mangiare qualcosa che non ci faccia del male. Oh, I feel awful. Appunto, l'ho appena finito di dire. Need some tea to make me Con il tè da vomito o Neximide. Allora, se noi andiamo nell'inventario, aspetta, tanto posso fare tutto da qua. Azioni, patata. Era nelle ricette forse? No.
Mica ce l'abbiamo nell'inventario? No. Quindi queste sono proprio ultima chance. Questo è cibo buono, questo è cibo vero, grosso modo. Abbastanza bene. Sì, c'è un problema, Gianmarco. C'è un enorme problema adesso. Allora, non abbiamo niente. Però siamo riusciti comunque a prendere la tessera per andarcene da qui. Vediamo se per caso qui c'è qualcosa. Abbiamo 17. La borraccia. Costa 8. Borraccia si prende. Borraccia si prende. Il problema è che noi sì. No, siamo ammalati. Quindi o aspettiamo che passa, che se andiamo a vedere nelle statistiche. Sì, no, scende. Intossicazione, causa vertigini finché non viene curata o passa naturalmente. Comunque sono curioso di... Eternal Strands. Qual è? Aspetta, fammi ricordare. Non lo so. Che di sicuro ci avrò fatto la battuta sul fatto io l'unico Strand che voglio è Dead Stranding 2, quindi l'ho visto ultimamente sto titolo. Kit di espansione. Quindi abbiamo comunque uno slottino in più. Non si vede letteralmente un cazzo. Questo lo mettiamo. Scheda la mettiamo. Vediamo se c'è qualcosa qua dentro. 5 gettoni. Allora. Sì. Andiamo bene. Rilevatore di gioia in uso. Solo chi è allegro può passare. Quella sorta di Shadow of Colossus Zelda tipo, ok, ho capito qual è. No, ma di fatti sembrava figo. Allora, noi dobbiamo trovare qualcosa che se noi adesso andiamo qui, lui ci controlla. Guarda come siamo bene. No. No. Arrivederci. Ma è esploso, però non ci ha attaccato. Ma aspetta, fammi vedere per sicurezza. Allora. Ok, va bene. No, nel dubbio No, perché ho detto che quei cosi fanno male, sì. Molto male. Queste sono le torrette elettriche di Sony. Sì, quindi quando ci sono i tornelli, se noi non abbiamo No, un po' di joy nel nostro corpicino e non possiamo andare avanti. Dai. Tra l'altro ci ha lavorato un ex di BioWare, quello che ha creato la saga di Dragon Age. Sarà incazzato per Velga. Ci credo, porca la miseria. Cioè, vedere una tua creatura trattata in un certo modo. Oddio, che sta succedendo adesso? Allora. Sta ricordando. This is where we hang them, isn't it? They broke into the police station, tried to burn the register so the Germans wouldn't know which kids to take. We didn't want the Germans to be angry, did we? We were so scared, or maybe just so tired. So we hanged them, to encourage the others. I wonder if we'd made the Germans take the kids by force instead of bringing them down to the station singing London Bridge, if things would be different now. Lo sbocco. Sì. Questo dovrebbe esserci stato utile. I hope that's the worst thing I remember. Says the chap heading to the train station. Ok. Ci dà comunque delle informazioni per capire dal menu qui perché c'è qualcosa che non va. For me there. At least I can get on the train tracks there and get the hell out of town. Now I just need to find the train station. I want to be able to see it from a distance. Aspetta, facciamo il tutorial, se no non ce lo togliamo da mezzo. Ok, vabbè, passerà. Allora, quindi i bambini sono stati portati alla stazione cantando London Bridge is falling down, falling down, falling down, e non sono, a quanto pare, mai più tornati. Allora, in terra straniera C'è un Funkel. per Funkel. Quello là. Ah,
È un Ok. Funkel in the Salva. Shadows. Ma è un poliziotto questo, aspetta, questo è un problema. Soffochiamolo. Anche perché è notte. Tu se ti ricordi all'inizio del gioco si parlava di coprifuoco. Noi non dovremmo Siamo stare nascosti. qua. Allora. Zitto, zitto. Shh, vai. Vai di là, vai di là. Guarda la puzzi. Vai di là. I Bobby fanno male. Ma I li poliziotti. soffochiamo? No, loro non li possiamo soffocare. Come? C'è il potenziamento dell'abilità per poter. Sì, sì, Antisoffocamento. al momento sì. Ma Se come? ci beccano ci fanno malissimo, Giamma. Volevo essere spolacciato. No, Giamma, lascia stare, lascia stare. And here we are. Allora, Not as grand as it used to be. ecco qua. Of course, there hasn't been a train since the Jones left. Ok, quindi possiamo entrare da The train's qui. from here all the way to the bridge, and then Oh, eccoli qua. Ci sono anche dei signorotti. What are we gonna do if La there isn't consulenta food? viene dalla Will campagna. you shut it? I'm trying not to blow myself up. Hey, look up your board bags. I'll piss in your corpses. Colpito giusto in fronte. Coming for you, you greedy bastard! Go eat a banger, you leaky scanner! Mm. You're done hoarding all the bee meat. Ma Va bene, no, è rimasto così sorpreso dal mio attacco. no, no, sono due. Cazzo, Quella pala dove ce la dobbiamo prendere, eh? La pala. aspetta, che c'è un problema. Ok, Ciao Francesco. aspetta. Aspetta, è Francesco quello. Francesco. Quello Francesco. Quello brutto. Aspettate, devo fare una cosa. No, no, dai. No, è Gabri. Ho capito, dai, faglielo, mo' è entrato, su. Va bene, Franci è stato riscattato un espelli Francesco, quindi ti dovrò espellere all'improvviso. Dopo, quando, poverino, mo' è trasuto. Poi lo stavo anche cazziando. Ti ho scritto, ma tu non mi hai mai risposto, perché? Perché Gosta? Volevo sapere come stavi. Puttana di sorta. Cattivo. Amici, calma. Tu che non mi dai questa pala. Aglia. Vai. Puttana di sorta. Ok. Come dicono in Danimarca. Palla arrugginita. Naturalmente tutta rotta perché giustamente mi sembra giusto. No. Io ne prendo un'altra, però mi curo, ok, se no. Lui ha sentito un casino di mazzate, botte, eccetera, eccetera, però ha detto va bene, non fa niente. Vai, soffoca. Vai, this won't hurt a bit. ok. Meno tu. No, fermo. Sono vivo. No, E questa è una bella notizia. Ti avevo era il messaggio. Ok, un po' di sperando basta. che mi dicessi come stavi la giornata. Allora, niente, mai cacato. Allora, qui non c'è altro. Qui comunque ci potrebbe essere qualcosa. Aspetta. Ok. Bidone, cipolla marcia. Bottiglie di vetro. Vai così. Ok, allora ce n'era un altro qua che stava cercando di fare il furbo. Eccolo là. No, solo due. Pippi Baudi. Pippi e anche Baudi. C'è una bottiglia. Sì. Aspetta, non c'è manco bisogno. How do I get down to the tracks? No, su là. L'ho visto l'altro. Iniziamoci a togliere lui da mezzo. Shh, zitto. Vai. Aspetta, questo non si girerà così. Just relax. Don't question it. You don't live here.
Suca, 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 su. Aglia tua mamma. Così ce ne stanno altri. Ragazzi, non fatemi tirare. Cazzo se fa male comunque la pala, eh. Vabbè, una pala. Morto uno. Vieni. No, perché a volte non mi entra in difesa. Ok. Fatto. Ragazzi, scusatemi, ma io mi prendo tutto quello che ci avete, perché ci serve. Allora, andiamo pure alla scrivania. Vai. Oh, sta costando un'altra volta. Sì, ma fallo fare, fallo fare, Una fallo fare. persona terribile. Deplorevole. Vergogna. Ok, sì. Deplorevole. Sì, ci ho perso qualche parola nel frattempo, però va bene. Ogni tanto tanto. Allora. Altri libri, niente. C'è il passaggio qui. Asse 1, asse Io 2. rapina PD 2. Va. Ah. Rapina PD 2. Oh, cazzo. Tu sei contento di fare rapine? Che detta così potrebbe anche portare all'arresto di Francesco. Oh, ci sono dei ricordi. Si è visto un treno. E c'è un cadavere. Sì. Perché no? Whoopi Goldberg. Allora, c'è qualcosa qui che fa luce. Torcia. Quando hai bisogno di vedere al buio, c'è la torcia. Tutte le torce che hai verranno messe in coda nello slot rapido 3. Ok. Non puoi combattere quando usi una torcia. Vabbè, questa è un po' anomala, però. Ok. Anche perché le torce consumano giustamente batteria. Allora, qui c'è un po' di roba. C'è qualcos'altro qui, ragazzi? No. Ok. Buon compleanno, Sebastian. Carissimo Sebastian, buon compleanno. Non posso credere che hai già 10 anni. Sei così coraggioso che spesso ne dimostri molto di più. Nella scatola c'è una fetta di torta alla carota. So che non è la tua preferita, ma dovremmo arrangiarci per un altro pochino. L'anno prossimo spero che avremo una torta come si deve e delle candeline per te. Questa guerra non può durare per sempre. Con amore, mamma. Questo sembra vero. Se la torta è qui, penso che la mamma o anche il figliuolo o chi che sia, no. No. Allora, la leva che abbiamo preso la mettiamo qui, richiede energia. Ok. Dobbiamo farli più velocemente? Ah no, ecco qua. Aprendo la porta sul lato binari. Fai sempre molta attenzione. A, D, B, C. Quindi A, D, B, C. A, D, B, C. Fatto. Allora, non c'era altro. Noi stiamo continuando comunque a scendere. Oh, ricordo. Sta ricordando. Sì. Si ricorda la No, stazione. per Auschwitz. Quindi la cittadina ha comunque dovuto pagare un prezzo molto alto a quanto pare. Sì. Allora, vediamo di qua cosa c'è. Ah, quindi aspetta, probabilmente il fratello di lui se lo so presi. Lui forse già non aveva più 13 anni. Quindi forse per questo lui è ancora qui. E si hanno pigliato solo frate. E questo sarebbe una cosa molto triste. Marco, ti ho detto, giochi di qualità, ma con trame che t'hanno fa chiagnere, perché c'è... Cioè, rimane poco male. Sì, sì. Allora, c'erano un bel po' di soldini qui. E allora, vediamo di qua. Di qua è bloccata. Ci dobbiamo buttare
Da qui. Che cosa succede? Altri ricordi. I promised I'd go with him. And you are too old to go to Germany, are you not? He can't take care of himself. Senza che leggi la chat, non leggere, non leggere. No, ma non avevo dubbi che lo diceva. Non avevo dubbi. We don't make the rules. Francesco, chi l'avrebbe mai detto che manco questo ci Allora, piacesse? c'è una bomba. Stay wrong. I never know why I did. Should have just Germania. got on the train. Va bene. Ragazzi, se volete andare in Germania, qui c'è la pubblicità. La Germania ha i dolci, quindi tu immagina tutti sti bimbi entro i 13 anni portati in stazione con tutti i cartelli, dai, venite in Germania. Ah, la Germania ha i Venite di forni, qua. Sì, questo sì, è sì. sicuro. A me piace, rimane un quarto di quello che sarebbe voluto. Quindi gli piace, ma comunque Ok. c'ha da sta. No, allora, che si Bloody hell. There's been some poteva anche sperare in un seguito e un pochino più di successo e di migliorie varie, sì, sì. What the fuck do I do? L'incipit è bellissimo. Oh, look, it's a little lost lamb. Non c'è, dove. That's little Miss Muppet, you muppet. Ragazzi, volete combattere pure voi? Can we pound him now? Yep. Ragazzi, porca di quella troia. Dovrebbe scappare. Sì. Aspetta, devo curarmi prima. Ok, almeno ci mettiamo in sicurezza. Perché il gioco di per sé è una rottura di coglioni fenomenale. Mm. Me non sembra per il momento, cioè così noioso. Però, non so che. Sta pala è pure bella piena. Le dev di sto gioco che altro hanno fatto? Non ne ho idea, Giallo. Stavo cercando di ricordarmi prima. Mi sembra che hanno fatto un gioco ultimamente, ma c'era qualche problemino. Corri, Arthur. Via. Ok. Del Fitzloyd. Madonna come è finito bene lui. È stato Fitzloidato. Ecco, a posto. Benissimo. La torcia è finita, non c'è più la lampadina dentro. Vabbè, grimaldelli e cose varie. Posa l'arma. Allora, vediamo un attimo. Dobbiamo anche bere, però fortunatamente abbiamo preso una borraccia, quindi appena possibile Vediamo e poi. la riempiamo. Balsamo curativo, ottimo. Ottimo. Sì, è morto un attimino piegato molto male, molto. Flacone di pillole. Oggettini vari. Oggettini. Acqua pura, aspetta, dov'è l'acqua pura? La vuoi sprecare già così? Effettivamente. È una cosa rara, mi sembra. Capito, ma ci abbiamo proprio la gola. Lo so, così. Io Niente. Allora, saremo un po' con i debuff, poi berremo. c'è dell'altro qui? A parte i topi? C'è un tubo di piombo che, sinceramente, io prenderei. Noi non possiamo passare, almeno che non ci abbassiamo. Tanto abbiamo un po' di materiali per grimaldelli e varie. Poi appena troviamo un luogo comunque sicuro, visto che quella era la zona introduttiva, quindi giusto per spiegarti come funziona il gioco, quando arriveremo già nella prossima zona iniziamo un attimino a sistemarci l'inventario, perché non possiamo camminare con... Siamo a 65 libre su 100. Ah, poi abbiamo 101 sterline. Sì, io perciò piano piano mi sto un attimino Bello. Dopo aprendo di shoppare. tutto. Può shoppare un lanciamissili, secondo te? Purtroppo no. E con alcune cose che ci sono nel gioco potrebbe servire effettivamente. Allora, io prendo tutto perché... Ok. Fatto. Qui non c'è niente. Fatto qualcosa. Quanti piedi di porco c'è? Ne abbiamo trovati un paio ce li hanno i nemici. Va bene, allora.
That's Ollie. Ollie! Come for me, have you? Ollie! I'm Arthur! You won't get me. You won't get me, you bastard. Ollie! No! It's Arthur! Bloody murdering wastrels. You gone mental! I'll save you, Margaret. I'm your old neighbour, Artie! Always lying. Little Artie's Artie! gone. They took him away. Ollie, no! They You're didn't! lying. You're a wastrel. Ollie! Come on. It's Arthur! Well, why didn't you say that before? Non sta tanto bene lui. No, giusto una puntina, eh. Oh my God, Artie. Little Artie. Yeah, for fuck's sake. Watch your mouth, laddie. What would your mum think? I thought they took you away. No, they had my birthday wrong. What? Sorry? No, of course not. No, you've got it all wrong. That was Jack turned you in and I what tried to save you. Right. I remember now. You came back from the station. The only one. You don't think they hurt him? Percy? The Germans aren't animals, you know. They just wanted to make sure we stay quiet. Mm, And we did. quindi forse da qualche parte... That's very kind of you. I'm not No, thirsty. un po' di sete ce l'abbiamo. That's right, Margaret. We have to run after water. Quindi, To find him. Any idea where he might be after all Mo che these fine years? avrà fatto? Not really. I know I have to get out of Wellington Wells. I thought I could take the train tracks to the bridge. Aye. The only way to the Britannia Bridge is the train station and the parade. And good luck getting into the parade. You could stay here. Remember when you and Sally used to stay with me? When the... But it's young Artie. Meg, you remember Artie, don't you? No, Vado. really, young Purtroppo. Artie? No. You're right. You're always right. Sorry. Margaret says it's best if I keep to myself. Oh. Sorry to bother. But Margaret thinks we could help each other. Really? Brilliant. There's a warehouse in the old German camp. We could burgle it. Va bene. The Victory Memorial Camp. Where all those Home Army chaps run around practicing stabbing people with bayonets. Ah, What do you want me to do there? Run around yelling, "Here I am, shoot me," while you go in under the wire? There's a thing I need from their warehouse. mm. If you help me, I'll get you out of Wellington Wells. I just need you to turn off the power in the camp. And this isn't going to get me killed. Don't be a great girl's blouse. I'll meet you at the bunker after dark. Don't worry about the sentries on the bridge. I'll make sure they get a good night's sleep. Trust me, I know what I'm doing. Shall I just show myself? allora, Il dramma scozzese, bella la missione. allora, abbiamo preso un bel po' di punti. Abbiamo anche 3 punti esperienza, quindi possiamo sbloccare. Aggiungi 50% di salute massima. Mentre impugni alcune armi, tieni premuto per sferrare un attacco caricato più potente. 15% di chance di barcollamento con i colpi in mischia senza arma, meno efficace contro i piedi piatti. Questo no. Parlare ai PNG riduce il sospetto per il doppio del tempo. Quindi in città dobbiamo anche comportarci in un certo modo. Fruga i corpi e trasportali più velocemente del 50%, oppure gli oggetti curativi sono il 50% più efficaci, ma servono 5 punti. Io aumenterei la vita. Ok. A posto. Prossimo aggiornamento, aggiungi ancora 50% di energia. Allora, Margaret. Margaret. From school. Margaret. What's her name? She was supposed to go on the train, but then she disappeared and no one would talk about it. Eh sì, c'è qualcosa comunque che puzza qui. Carne della vittoria. Prodotto alimentare, carne della vittoria. E noi la prendiamo. Ah, la carne B. Sì, No, infatti se la andiamo. Consistente, nutriente e non va mai a male.
Questa quando mangi ti recupera cibo, ti recupera bevi e ti dà un bonus alla resistenza con la stamina. Pizzica. Carne della vittoria. E qui per esempio lui un po' d'acqua non ce l'ha da qualche parte. No, ma tanto comunque mo usciamo fuori e di sicuro si trova. Allora. Ecco qua. A questo punto noi siamo qui. E adesso dobbiamo capire come muoverci. Allora, innanzitutto dovremmo cercare di capire che cosa c'è qui intorno, ma soprattutto dovremmo trovare un letto e far passare la notte. Altrimenti non possiamo andare in giro da nessuna parte. Allora, quindi dobbiamo trovare un letto. Possibilmente non abitato o... Se no dovremmo uccidere qualcuno sì, a in letto. realtà la possiamo soffocare. Abbiamo l'abilità. Oh cazzo, No. c'è il Bobbo, c'è il Bobbo. I'd really better find something to Ah no, sei un personaggio normale, allora. Allora, aspetta. Tu non caghi il cazzo a me, io non cago il cazzo a te. Voi invece mi caccherete il cazzo a me. Allora, facciamo così. Facciamo una corsa nel bosco. Tanto raccogliamo materiali per farci un po' di balsamo, che male non ci fa. C'è qualcosa. Nebbia tossica. Ah, Indossa altra roba. una maschera antigas. Altra roba. Allora, con questi possiamo fare il tè del vomito. Uno buttalo dentro anche due. Quindi ok, a questo punto non abbiamo altro. Possiamo fare il kit di riparazione, quindi possiamo riparare qualche oggetto o qualcosa con questo. Uno disponibile nell'inventario. Teniamoci quello che ci abbiamo. Qua ci facciamo a questo punto un po' di cura e ce ne abbiamo 3 a posto. Quindi dobbiamo trovare una maschera antigas. Brandello di stoffa. Ragazzi, non c'è una casina qui, qualcosa? Stazione del treno, nido d'api da miele, nido d'api da miele. Trova il portello, ok. La cosa importante per noi è trovare il portello, che il gioco ci dice essere qua. Almeno col portello abbiamo anche una safe. Sì, è qua, è qua. Quindi abbiamo idea di entrare qua dentro. Allora, facciamo il giro intorno. Qui? No. No, qui. Qua. Ecco qua. Allora. Nelle zone qui c'è sempre una fontanella, solo dobbiamo capire dov'è. Noi nel frattempo... Ecco qua. Qui non c'è niente. A questo punto... Giriamo qua. Ok. Quindi dovremmo aver aperto qualcosa. Piede di porco, ottimo. Odd. Why are there cables coming out of that painting? Why does that Hmm. shelf look like it doesn't quite fit? I wonder if it's powered by that switch in the other room. Ok, c'è un enigma. Divertiti con il mio piccolo rompicapo. È sciocco, lo so, ma tiene lontani gli appestati. Scegli un simbolo per ogni pulsante, controlla con la leva. Se sbagli per 3 volte di fila, il rompicapo si azzera. Se no, sarebbe davvero troppo facile. Allora, esploriamo prima un attimo e vediamo. Ok, con questo abbiamo attivato questo qua. Ok. Gabinetto c'è qualcosa. Qui non c'è niente. Allora, cosa scegliamo? Ah, dobbiamo incarare tutti e 4. Dobbiamo incarrare la sequenza.
Allora, proviamo. Facciamo cerchio. Metti il quarto simbolo che c'è. O quadrato. Proviamo questo qua. Questo è buono. Ok, quindi quello è giusto. Proviamo quadrato, cerchio. No, cerchio a questo punto penso che sia uno soltanto, quindi lo Cerchio potremmo... l'altro. No, questo qua Questo lasciamolo così. Questo è un cerchio. Quali sono i 4 simboli che abbiamo? Allora, aspetta. Partiamo dal quadrato. Quadrato. Quadrato, cerchio. Quello, Stella, e cerchio. Questo è cerchio. Questo qua è cerchio doppio. Questo è un bullone. E cerchio alla fine. Ok. Stella quadrato allora. Salve. Infatti ce l'ha. Maschera di gas. Allora, però aspetta. Allora, Ok. risettiamoli. No, si resetta in automatico. Si è Allora, tutto resettato. cerchio alla fine. Ma dobbiamo vedere se è la stessa. Ok, prova avvialo una volta. No, però a culo ne abbiamo trovati 2. Ok. Proviamo cerchio. No, questo è sbagliato. Prova cerchio là e stella là. Quindi cerchio Sì, qua e e stella qua. Prova così. Allora è un doppione, lo zio. Heavens, I'm parched. Dobbiamo capire però quale doppione è degli altri. È un 33%, lo zio, poi si resetta. Prova un'altra, aspetta, magari lo posso un'altra volta. Prova col quadrato, vai. No. Ah. Allora. Dove... Ok. Ok. Yeah. Allora. Cosa c'è qua? Eccola qua. Il rifugio. Ok, così abbiamo anche un posto per salvare. Siamo in perfetto orario. Perfetto. Allora. Quindi a questo punto noi dobbiamo vedere di entrare, ma non abbiamo neanche un po' di luce. Dobbiamo ridare l'energia e c'è progetto bastone appuntito. Quindi adesso possiamo fare il bastone appuntito. Progetto spaccateste. E c'è il set farmacista. Quindi qua possiamo creare anche delle medicine un pochino più potenti. E possiamo anche potenziarlo se troviamo il kit. Se noi adesso riattiviamo un attimino un po' la luce perché non c'è un cazzo di niente. Ok. Qualche oggettino e cose varie. Attiviamo. Good. We're ready for my next. Noi da qui adesso possiamo andare al portello della zona dove eravamo prima. Ok. Allora, a questo punto, prima di staccare, ci facciamo. Qua noi possiamo posare e depositare tutte le cose. Ci sono già 2 ombrelli dentro, quindi brello non tanto bello, fa pure sanguinamento, e il brello bello. Il migliore ombrello arma, incredibilmente inutile per la pioggia. Un ombrello fatto per me. Allora. Meno questo qua buono. Allora, liberiamoci prima lo slottino qua. Questa roba qua ci serve tutto. Questa roba non le qua. possiamo fondere. Allora, noi possiamo, con le ricette che abbiamo fatto adesso, al banco da lavoro, possiamo fare bastone appuntito. Però col banco da lavoro possiamo fare spaccateste, un ramo con una pietra legata sopra, sempre meglio che un ramo da solo. Infligge pochi danni, pesante. Pochi danni alla faccia. Quindi noi a questo punto ne possiamo fare uno, che più che il bastone appuntito a questo punto... Questo che sfizia. Ok, fatto. Non possiamo fare altro. Quindi ce ne torniamo qui e facciamo. Da qui direi... Allora, i pulsanti, sposta tutti gli oggetti creati nel deposito. Così già ci toglie qualcosina. Allora, questi ce li teniamo. Borraccia... L'acqua pura portiamocela sempre dietro. Questo ce lo teniamo.
Patate marce, Insomma, va ne bene. troviamo, zio, quindi potremmo anche iniziare a posare un po' di sta roba. Posiziono tutti i componenti, va bene. Mela marcia, mela marcia. No, questi qua aspetta, li devo riprendere. Questi servono per gli oggetti e altro. Allora, la bomba, questa in caso di emergenza. Sì. Scassina casseforti, sì. I piedi di porco li raggruppa in serie da 4. Abbiamo una serie completa, quindi va bene così. 2 celle energetiche vuote al momento non ci servono, quindi ce le teniamo. Le posiamo. Questi qua pesano 0,3. Questi ne poserei meno così e questi me li terrei tutti. Un po' di scorte. Grimaldello che non fa male, farmaci non abbiamo niente, armi abbiamo. Allora, super tubo di piombo forte, spaccatesta, questa qui è... tipo queste due non si possono cumulare. no, Peccato. no. Peccato. Allora, come vestiti, la maschera antigas ce l'abbiamo, tutto a posto. Questa va usata? Ah, ok, allora mo adesso ce lo attiviamo pure, aspetta. Ma non abbiamo niente. Oggetti di missione e via. Quindi usa. ok, e così abbiamo preso un altro po' uno slottino. Allora si va a letto perché giustamente dormiamo fino alle 9. Try not to dream about trains. Ok, combatteremo meglio perché comunque abbiamo anche un pochino riposato. Allora, ci salutiamo andando a bere un pochino d'acqua perché ci sono dei problemi. Allora, ecco qua, e venne il giorno. Allora, eccoci qua. Siamo sopravvissuti alla prima notte. Già questo, già è un'ottima cosa. Noi qui possiamo avvicinarci. C'è una maschera. Zio Henry. Oh, When is Uncle Henry coming back? I don't know. But we surrendered. We did. Look, Dad won't talk about it. Maybe they drafted him. Can they do that? Who's gonna stop them? I can't hear you. The Germans can do whatever they want until someone stops them. The Russians, for example. So why? So when is he? So when is he coming back? Oh, I don't know, Percy. I don't know. The Germans, they don't explain things. They just give orders. Why? Well, because I don't know why. I'm sort of worried that he might have volunteered. I don't understand. That's probably for the best. Ok. Quindi dovremmo cercare di trovare anche questi qui. Allora, c'era sempre almeno una fontanella nelle zone. Queste qui. Ce la segna qui sulla mappa? No. Ok, allora qui adesso non c'è. La cosa importante è che quando comunque troviamo punti sulla mappa ce li segni in automatico. Allora, a questo punto, la prossima volta dobbiamo andare lì. Noi abbiamo un rifugio più o meno sicuro, quindi non ci sono problemi. Noi adesso salviamo la partita. Ok. E lo continuiamo, questo qui fatto una volta a settimana o appena ci abbiamo la possibilità lo portiamo. Poi naturalmente se piace, a questo punto, visto che ho visto primi DLC tutti e tre e non stavano neanche 8 euro, li prendo e ce li togliamo da mezzo. Ragazzi, noi andiamo a riposare e ci prepariamo per domani. Fortunatamente c'è un po' di simil programmazione, quindi domani c'è Persona sicuro, dopodomani Poppy Playtime, dopodomani è finita la programmazione, ci penseremo nei prossimi giorni. Buonanotte a tutti, buonanotte Francescone, a domani. CD o boh, perché può darsi pure che ci tagliano di nuovo internet all'improvviso, non lo sappiamo. Buonanotte a tutti. Buonanotte.